Manca l'ultima semifinalista, la Frecciarossa Final 8, e sarà la sfida tra neopromosse d'assalto Trapani e Trieste a designarla nei siciliani. Testa di serie numero 2, Yasmin Repeja sceglie Gabe Brown e lascia fuori Tibor Pleiss nelle rotazioni. Christian invece senza Colby Ross. L'inizio di partita è tutto per Trapani, che comincia fortissimo con Justin Robinson, che avrà una partita molto complicata, e tra poco capiremo anche perché. Qui firma la prima tripla e il 5-2. Trapani non tirerà benissimo dall'arco. Ecco il momento che crea i problemi a Justin Robinson. L'ankle breaker straordinario di Valentine, la divaricazione, il problema al ginocchio, deve lasciare il campo uno dei giocatori più importanti di Repeja, che allora si affida a Ali Begovic, che va a segnare il 9-2 con un jumper. Poi la palla rubata di Orton e l'alzata ancora. L'assist di Cristo Orton è perfetto, grande partita anche per lui. 11-2, 1 su 9 dal campo per cominciare il match per una pallacanestro Trieste ovviamente molto legata e poco sciolta, probabilmente un po' di pressione. Va al lavoro Jace Johnson per l'11-6, ma Chris Orton è devastante in questo avvio di gara. Qui la rubata e la schiacciatissima, 2 mani all'indietro per il 15-6. Terza palla persa di Trieste nei primi minuti di partita. Entra Canduzzi e mette il primo bersaglio pesante per la squadra di Christian, importante dopo 6 errori. Trapani tocca anche il più 10, ma alla fine aveva già 6 palle perse nel primo quarto, saranno 17 alla fine. Inizia il secondo parziale e cambia la gara con Ruzier, che infila 5 punti a fila con una tripla. Poi la nota a rimbalzo, al lavoro Reyes, che si protegge e con questo guizzo porta davanti Trieste per la prima volta in serata. 10-1 di parziale. Ovviamente non vuole stare a guardare, attacca Galloway forte, lo scarico per Orton è perfetto. 25-24, momento di match molto equilibrato, ma adesso Trieste si è sciolta. Va a servire Brooks, che ributta fuori nelle mani di Markel Brown, che si alza da 3 punti, i primi 3 della partita per lui. 29-27. Dall'altra parte arriva però Uthoff sull'assist di Markel Brown per tenere lì davanti ancora Trieste. Valentine giocherà una buonissima partita. Questo è l'assist per Johnson per il 33-31. Il finale di secondo quarto dei siciliani certamente non denota grande energia. 1 su 10 da 3 nel primo tempo per la squadra di Yasmin Repeja, 4 su 9 nel secondo quarto per Trieste. Questa è la quarta, è una super logo tripla di Denzel Valentine, che da 10 metri lascia di sasso JD Note. 38-33 il vantaggio di Trieste all'intervallo. Inizia la ripresa e Ricky Rossato si alza da 3 punti per mandare subito a contatto Trapani, che continua ad attaccare forte. Orton già a 9, qui una super schiacciata del -1, chiuderà con una doppia da 11 e 16 rimbalzi. A proposito di logo triple, ecco la numero 2, Denzel Valentine, 11, 5 assist, 6 rimbalzi. Questa vale il 43-39. E poi arriva il momento, ancora su ispirazione di Valentine, di Jeff Brooks, che sarà fondamentale a dir poco. Questo è un bel palleggio restrittivo per il 47-43. Poi ancora Brooks a ributtare fuori. Terza logo tripla, ancora Valentine, che dai 50-47 alla pallacanestro Trieste. Trapani continua a tirare male da fuori, 3 su 16 dall'arco e già 13 palle perse nel -3 alla fine del terzo quarto. Il presidente Antonini molto preoccupato e ne ha ben donde. Justin Robinson torna dopo il problema fisico del primo quarto, va a segnare subito il layup, poi lo scarico per Ali Begovic, la tripla che arriva del bosniaco in ritardo. Valentine cambia l'inerzia della gara, 62-60, e poi ancora da lontano Robinson per il 65-60. 12-4 per iniziare il quarto periodo per Trapani. Time out. E allora arriva questa azione molto importante, antisportivo di Michele Ruzier,
su Rossato. Mancano 4 minuti alla fine, sembra Trapani in controllo, invece Trieste, che non segna più un canestro dal campo e non lo segna per tutto il quarto, arriva a contatto, anche se il secondo libero in questo caso per pareggiare di Markel Brown è sbagliato. 2 liberi anche per Alibegovic per andare a +3, si resta invece a +2 col secondo errore. Ancora Markel Brown attacca Alibegovic che lo manda in lunetta a 6 secondi e 8 decimi. C'è il grande thriller finale, stavolta Markel Brown fa 2 su 2 e il verdetto è rimandato a questa giocata straordinaria di Jeff Brooks, che ruba la palla destinata a Horton e va a segnare sulla sirena praticamente il più incredibile dei game winner, il primo canestro del quarto periodo di Trieste. Vale la qualificazione, finisce 74-72, Trapani si ferma sul più bello e Trieste con un finale incredibile si guadagna la semifinale che giocherà sabato contro la Dolomiti Energia Trentino.